Mamma mia, aia. La freccia è per gli indiani, vero? Vorresti qualche altra cosa che ti sbatti dietro la schiena, di la verità. Ops, non la vedevo, mi scusi, ma era tanto piccolino, dietro la macchina alta. La posso corteggiare, signora? Troppo forte. Ma è vero, io pensavo fosse finto. Lo devo raggiungere. Che sfizio. Sorpasso pericoloso. Un altro. Perché quelli di Glovo vanno sempre super di fretta? Ui. Questi bei fossi. Eccoli. Aia. Ah, tutte le volte lo prendiamo sto fosso. Pure la buchiamo una gomma dentro a sto fosso del c***o. È la stessa, cioè, è la stessa intro dell'altro giorno questa. E ragazzi, che dire, benvenuti in questo nuovo episodio di Cosa vuol dire guidare a Napoli. Ha fatto una bruttissima botta nel cerchio. Oh, signora nervosa, parolacce a go-go. Oh, incidente live. E ragazzi, destinazione McDonald's. Perché? Perché chi ci segue già saprà, Carlotta è allergica al latte. Sono 22 anni della sua vita che lo è. Una settimana fa ha fatto le prove allergiche, non è risultata allergica e adesso non ci resta che farle assaggiare tutto ciò che non ha mai potuto mangiare. Quindi come prima cosa Crispy McBacon. Poi vabbè, lei girerà tutto un video eccetera. Poi vi lascio qui in alto del suo video. Se vi fa piacere andatelo a guardare. Però guardatevi prima il mio, non andate a vedere prima il suo e cosa, guardatevi prima il mio e poi andate a vedere il suo. Ragazzi, noi andiamo a pranzo, ci becchiamo dopo. Ciao. 2000 years later. Ed eccoci ritornati in sella ragazzi. Carlotta fortunatamente è sopravvissuta a questo assaggio di questo Crispy McBacon. Hai visto quante cose ti sei perse in 3 anni e mezzo? Siamo tipo un unicorno, guarda. Che hai fatto? Salutato perché ho visto l'angolazione della 360. Sì, ma è spenta la 360. È un bastone. È molto bello. I Cavalieri dell'Apocalisse. È rosso, è rosso. Verde, rosso. Mi stai azzeccando. Che caldo. Amore, non mi alza la maglietta. Verde. È rosso. È verde adesso. Siamo da soli. Le persone guardano stranite la 360. Chissà perché, guarda qui. No, non è che ci stai affumicando. Greta Thunberg ringrazia. Mamma mia. Bisogna guardare la 360 dove rischia di urtare, guarda. Nel traffico non è tanto consigliato tenerla così. Giustamente i taxi stanno fermi qui perché sta scendendo la gente dal traghetto. E quindi è giusto rallentare le auto. Questa volta non ve lo dico perché sennò veramente sarei l'azzecco più totale. Però ve la lascio ammirare. Alla fine è come se ve lo stessi dicendo. Ui, curva particolare. Tutti i prodotti cresciuti a terra. Signora, ci ha visto? Ma perché stanno rifacendo questo marciapiede che era già sistemato? Mi sono fatta la stessa domanda. Cioè, questo marciapiede era fatto bene, perché lo stanno rifacendo? Al posto di rifare le strade. Bravo, al posto di rifare le strade che sono fatte male, rifanno i marciapiedi già fatti bene. Guarda che qui ci sono 50.000 fossi, solo qui intorno. Hai visto amore, sono passato qui dove ci sono tutte le vetrine, così puoi specchiarti, guarda. Ciao. Sembriamo un veicolo di Google Maps. Ma noi siamo un veicolo di Google Maps. Oh, a fine mese noi ci paga Google. Non ho guardato proprio, tranquillo proprio lui. Parcheggiamo il bolide. A few moments later. Oggi siamo di nuovo in sella ad una Vespa. Si sta smantellando la Vespa a causa dei fossi. Oh,
bene, dovevamo dargli precedenza. Siamo delle cacche tutti quanti. Comunque ragazzi, stiamo andando nella sanità. Dovremo andare a consegnare le due vespe che vedete lì davanti, la Picnic e l'edizione Justin Bieber a Poppella, una pasticceria famosa del napoletano. Ragazzi, io non conosco sì il nome, si è sentito diverse volte, ma non amo i dolci. Lo so, sono una persona strana, ma amo il salato. Anche voi amate il salato? Se sì, scrivetemelo nei commenti. Io personalmente la mattina a un bel cornetto e un cappuccino preferisco un bel panino crudo e mozzarella Con mollico senza? o un bel panino mortadella e provola. Comunque un qualcosa di più gustoso. Le favelas. Questo si è buttato avanti così. Ci fai camminare? C'è Titta poverella, la vedo un po' in pericolo. Io sto facendo il bravo ragazzi, perché con la Vespa puoi infilarti fum 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 in niente. È super veloce, è piccolina, subito sfrecci. Vai Titta, vai Titta. Brava Titta. Dove stai andando Titta? Ma la sanità non è di là. La Vespa qua è peggio anche della moto, cioè si smantella. Oh, una 09 vecchia. Boom, boom, guarda qua, c'è sì così. Muovilo così. È tipo a 17 microlesioni alla fine. Amo, non ci posso fare niente, mi dispiace veramente. Ma sta pieno di fossi, io provo a scansarmeli, ma non ci puoi fare niente. No, ma è duro il bauletto e poi la Vespa ha le ruote piccole come la nostra e come la tua motina. La nostra. Scusami, ho sbagliato, subito ho detto la tua, mi sono corretto. Pure a 09, lo sai, quello tutto quello che è mio è tuo. A differenza tua che tutto quello che è tuo è solo tuo. Full gas! È troppo bellina sta Vespa. Siamo arrivati. E questa è quella che ci dobbiamo ritirare. Ragazzi, noi ci vediamo tra poco. Io mi levo il casco che sto morendo sudato male. Later. Adesso abbiamo questa Vespa 150 in mano, nero satinato. Quanto è bellina. Ci abbiamo anche il paravento. E infatti fa un cazzo di caldo. E il fatto bello, sapete qual è? Che io ho il casco integrale. Sto veramente morendo con l'affanno. Le strade qui, mamma mia. Aia. La freccia è per gli indiani, vero? Cinese. Sembrava Carletto. Carletto, cinesco caschetto. Iso Carletto, cinesco caschetto. Che cavata. Questa si impenna che è una squisitezza, mo. Mamma mia. Cioè veramente non sai dove devi camminare per scansarti i fossi. Sembrava Pirillo. Stavi guardando lui o lei? L'avrei notata se fosse stata una lei. Bella. Aia, mi fai male. Guarda la signora com'è bella. Sei stupenda. La posso corteggiare, signora? Ma guarda davvero! Sì, è normale, ma in tutto questo sto guidando la Vespa con i guanti. Adesso mi sono reso conto che mi stanno sudando le mani. Viva la sicurezza, sì. Con i guanti però poi col pantaloncino. C'è qualquadra che non cosa. Però fa troppo caldo, non si può. Una cosa è che quando si esce in moto che dobbiamo correre, camminare un po' di più, dobbiamo fare qualche chilometro in più. La signora si sente come Mosè, con le mani apre il traffico. Comunque una cosa è camminare in moto ad alte velocità, stare che bisogna mantenere un passo, fare più chilometri. Una cosa è scendere in città, fare 3 chilometri per poi ritornare a casa, mettersi tutta l'attrezzatura del caso. È un po' eccessivo ragazzi, fa veramente veramente troppo caldo. Che sfizio! Però aveva il cane in braccio, non si può fare questo. No? E il bauletto dietro la schiena ti sbatte. Vorresti qualche altra cosa che ti sbatte dietro la schiena, di la verità. No? Ops, non la vedevo, mi scusi, ma era tanto piccolino dietro la macchina alta. E ragazzi, qui è dove stanno cercando da più di 40 anni la metropolitana. Forse l'hanno terminata. Sono più o meno, no ma che dico 40 anni, forse anche di più. No, non l'hanno aperta ancora, amo questa stazione qua. Né questa né quella lì ai quartieri. Avevano detto che la dovevano aprire, ma non l'hanno aperta.